Dal maestro dei formaggi, siamo a Castronovo e parliamo di tuma persa. Quando non vendevamo neanche un chilo di tuma persa in Sicilia, in Italia in generale, noi vendevamo 6-7 bancate di tuma persa al mese negli Stati Uniti. Riprendiamo la tradizione. Riprendiamo la tradizione, ma perché è a beneficio e degli animali e dell'uomo. Esatto. Tra il profumo, la temperatura, praticamente è quello che c'è praticamente il paradiso. Quando facciamo questo prodotto, uno spettacolo giallo, Io compro siciliano.